Vieni. Oh, stanno arrivando. Scusi, oh, arriviamo. Vada da. Ecco la processione notturna, che passa sempre davanti a casa di Brasi. I devoti arrivano, avanzando con le torce accese e stendardi neri che sventolano al vento. Guarda, i virginetti che cantano i madrigali. La bara della madre passa davanti a noi. La gente si azzittisce di colpo. Poi passano le altre 5 bare con il Cristo morto nell'ultima, di cristallo. E a bara da spina mi fa sempre cemare i cuori, dice Brasi. Mentre risaliamo a casa, Brasi riprende la storia da dove l'aveva lasciata. I passi di pisano in toscuro do giardino. Sono i soldati che te cercano, Gesù. Un ciu l'ora, tu valori appena. Manco muove un passo chi Giuda, uno di tuoi frati te bacia. Rabbì! E uso segnali i soldati. Pigliatelo! L'apostoli si vardono assagliati. Che va a fare? A Montefennero, signori! No, non possiamo fare niente! Vogliamo niente! I soldati si iettano d'incodo, t'afferrano e t'attaccano chi corde. Ti strascinano a forza, strada a strada. Ti scicano in terra e a futta ti inciuria. E si rifà iabbo. E 100 denari è il prezzo che desidero a tua vita. È venerdì pomeriggio. Sono uscito per comprare il pesce stocco da fare a ghiotta. Le vie principali sono affollate di gente dei villaggi attorno alla città. Partecipo alla processione delle grandi varette. I tamburini in corazza aprono la processione con tamburi con la scritta Pax. Poi i confrati illuminano il cammino con le torce accese. Le varette rappresentano i momenti più importanti della passione di Cristo, come l'ultima cena, Gesù nell'orto degli ulivi, Gesù flagellato, Ecce Homo e Cristo sotto la croce. L'incenso si diffonde nell'aria e apre la strada alla reliquia del legno della Santa Croce, portata con riverenza su un baldacchino dorato. Il Senato e la banda seguono con rispetto e devozione. Io mi trovo in mezzo alla folla, immerso nei suoni della festa,
E in questo momento mi sento parte di qualcosa di più grande di me, di una tradizione che unisce da secoli la comunità attorno a un rituale. E il mio ricordo va a uno dei racconti di Brasi del giorno prima. Omnis qui est ex veritate, audit meam vocem. I soldati ti portano un tombaglio, ti levano i robbi, ti attaccano una colonna mentre un soldato comincia a caricarti di corpa con un nervo con tutta la forza che poti. Quid est veritas. Quid est veritas. Quid est veritas. 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 Ecce nunc videmus, sintam fortis es, sicut dicis rex Iudeorum. Ego nullam invenio in eo causa. Ego nullam invenio in eo causam. In eo causam. Ogni colpo ti mangia di carni e non riesce a sopportare tutto il sangue. Ego nullam invenio in eo causam. Sei persuaso di non essere un messia, non sei forte come dicevi. Quid est veritas. Ego nullam invenio in eo causam. I corpa sono sempre più forti. Ad oschedda e buca buca e non pare manco più tu non ta facci. Pure se non morri e resti muto, come un dono d'amore. Ecce homo. Jesus aut Barabbas. I strati che chiamano Golgota sono vinedda vinedda, ogni casi e putei s'affacciano ai tuoi passi. I genti s'affuddano, curiosi di vedere un condannato. Ecco Gioco, un messia! Bruglione, rivoluzionario, falloto! Ma vicino a te, Gesù, i femmini chianciano e tu stai portando la croce, sciancato come un ubriaco. Un uomo di nome Simone de Cireni si piglia di pietà. Signori, lasciatemi portare la croce per voi. Ora ha bisogno d'aiuto per portare la croce. Ah, non era un profeta? Ma che fate? Sto è innocente, stai a stavanno! A fudda ietta voce, ma tu, come agnello portato a scannare, non gli apri bocca.
Arrivati a Golgota, ormai non hai più forze. I soldati ti spogliano e per prima volta senti tu grida di dolore, mentre chiova ti passano i carni. Si confondono le immagini che le lacrime, forse spinni, perché non ricordo più niente. Ore e ore d'agonia in mezzo a due latroni, mentre usciato si fa sempre più corto e l'ombra diventa ciupola. Dio mio! Dio mio! Perché mi abbandonasti?